Buonasera dal TG Sicilia, vediamo subito il sommario di oggi. L'aeroporto di Catania resta ancora chiuso, domani non ci sarà l'annunciata apertura dopo l'incendio di domenica sera. Continuano i trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti sui quali vengono riprotetti i passeggeri. Giornata infernale all'aeroporto di Comiso, costretto a gestire gran parte dell'emergenza causata dai molti voli dirottati da Catania. Disagi per i passeggeri obbligati a viaggi senza fine. Temperature estreme, attivo da oggi nei pronto soccorso il codice calore, un'assistenza speciale per i malori causati dal caldo rivolta soprattutto alle categorie a rischio. Sant'Agata d'estate sarà celebrata a Catania il 17 agosto nel nome dei nuovi martiri. Don Pino Puglisi, parroco di Brancaccio, ucciso dalla mafia, e il giudice Livatino, assassinato dalle cosche nell'Agrigentino. Dopo la denuncia di un nostro telespettatore, chiusa al traffico, la strada trasformata in discarica alle spalle dell'ospedale San Marco. Il calcio è andato deserto, il bando per la gestione dello stadio Massimino, ufficiale la conferma di Chiarella in rossazzurro. Buonasera dal TG Sicilia. Dunque l'aeroporto di Catania resta ancora chiuso, non ci sarà domani l'annunciata apertura dopo l'incendio di domenica sera. Sentiamo Luca Ciliberti. Siamo davanti al terminal A dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Questo è il terminal interessato dall'incendio. La notizia purtroppo per i passeggeri in partenza d'aereo da Catania a Fontanarossa è che l'aeroporto resterà chiuso anche mercoledì 19. La scena dell'incendio è stata cristallizzata per permettere le verifiche e i sopralluoghi dei tecnici e dei vigili del fuoco. Ricordiamo ci sono 2 inchieste su questo incendio, quindi non sono potute partire le operazioni di pulizia e ancora resta un'incognita su quando partiranno. La notizia certa è che ovviamente l'aeroporto domani non aprirà. Qui siamo invece davanti al terminal C, terminal tristemente vuoto. Da questo terminal sarebbero dovuti partire e arrivare almeno 2 voli al giorno, secondo quanto era stato comunicato inizialmente. In realtà qui non è né partito né arrivato alcun aereo, in attesa che vengano rischedulati, si dice così in gergo tecnico, i voli da parte delle compagnie aeree. Andiamo a vedere la situazione dentro. Uno o 2 voli dovevano partire da Catania e con Ryanair abbiamo fatto il check-in online e la conferma pure del posto. Adesso arriviamo qua, però ci viene detto che non si parte da qua, si parte da Trapani. Che succede? EasyJet ci ha venduto ancora stamattina, noi avevamo il volo ieri per Milano, ovviamente è successo quello che è successo, tutto a posto, ma stamattina c'era scritto che questo terminal era riaperto, ci hanno venduto un biglietto stamattina alle 11. Catania, Milano Malpensa, non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione, fino ad ora sull'app dice che il volo è regolare sia sull'app di EasyJet che sul sito dell'aeroporto di Catania, sul tabellone del sito c'è scritto che è tutto regolare, parte da Catania, tutto a posto. Adesso qui ci comunicano che parte da Comiso, noi abbiamo perso il volo, abbiamo perso la possibilità ora di rientrare a Milano. Io alle 8 non partirò e devo riprogrammare il volo di nuovo. E non sanno neanche loro spiegarci come e perché. Non pochi appunto i disagi all'aeroporto di Comiso, dove molti voli sono stati dirottati da e per Catania a seguito dell'incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa. Lo scalo non è pronto per un flusso di passeggeri così cospicuo. Laura Curella, vediamo. Disagi all'aeroporto di Comiso, dove molti voli sono stati dirottati da Catania a seguito dell'incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa. Un crash test importante per lo scalo Ibleo, abituato a gestire 5 voli al giorno e adesso costretto a gestirne oltre 50. La lista d'attesa è su carta, in una fotocopia, e quindi bisogna chiedere, aspettare. Guardate ragazzi, veramente tremendo. Siamo arrivati al posto di atterrare a Catania, siamo arrivati qui non c'era nessuno, ci hanno detto che ci sono delle persone che ci aspettavano, non c'è nessuno, abbiamo aspettato lì davanti alla porta, ci hanno chiuso la porta davanti
non c'è nessuno non sa niente, nessuno non ci dice niente. Lì l'info point è chiuso, quindi nessuno non sa niente. Da Catania purtroppo a causa dell'incidente hanno cancellato il nostro volo senza avvisarci. Una delle compagnie low cost che avrebbe dovuto portarci a Firenze non ci ha fatto sapere nulla, niente completamente, per cui noi abbiamo perso tutta la prenotazione, abbiamo perso 2 giorni di albergo a Firenze, per cui non ci hanno riprogrammato il volo, come invece hanno fatto altre compagnie che voi vedete qua, che invece sono state dirottate da qui e possono partire. La SAC, governance dell'aeroporto di Catania e Comiso, sta lavorando a pieno ritmo per garantire il servizio di trasporto dei passeggeri e limitare i disagi. Stiamo gestendo, pensiamo al meglio, questa emergenza. Oggi abbiamo oltre 50 voli, considerando un aeroporto abituato a gestire 5 voli giornalieri, siamo oltre 50, quindi capite anche le criticità. Che abbiamo coinvolto anche gli enti di Stato, quindi sia la Polizia, la Guardia di Finanza, i Carabinieri stessi e anche la Protezione Civile, che ci sta supportando anche nella gestione dei passeggeri, perché arrivano questi enormi flussi con gli autobus. Al momento non è possibile capire quando questa situazione di emergenza potrà rientrare. La Corte d'Assise di Appello di Messina ha confermato la condanna all'ergastolo per l'infermiere Antonio De Pace, imputato per l'omicidio di Lorena 40, studentessa in medicina originaria di Favara, avvenuto in una villetta a Furcisicolo il 31 marzo del 2020. Confermato anche il risarcimento per le parti civili. Lorena è stata uccisa probabilmente al culmine di una lite violenta con l'infermiere. I due erano fidanzati. Era stato l'uomo a chiamare i carabinieri dopo aver tentato il suicidio. Lorena 40 frequentava l'ultimo anno della facoltà di medicina, era prossima alla laurea. E ancora in alto mare, in attesa dell'arrivo dei soccorsi da parte della Marina Militare Italiana, il peschereccio Orizzonte, attaccato e mitragliato in acque internazionali da una motovedetta libica, poi datosi alla fuga. L'imbarcazione ha il timone danneggiato e non può governare. Una vicenda definita inaccettabile dal presidente della regione Schifani. E cambiamo argomento, c'è l'accordo per evitare l'isolamento delle eolie. L'incontro tra la regione siciliana e Caronte Tourist, Isole Minori, ha portato al mantenimento delle corse previste sino al 30 settembre. Sentiamo quali sono le corse previste. Francesco Triolo. Nessuna riduzione di corse da qui al 30 settembre, anzi i collegamenti marittimi dal porto di Milazzo verso le isole Eolie continueranno sino al 30 settembre, addirittura aumentando del 20%. Dopo la decisione di Caronte Tourist Isole Minori di uscire dal contratto con la regione e di passare al libero mercato, ecco il compromesso trovato proprio sul tavolo del presidente Schifani al termine di un lungo incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti della compagnia di navigazione e l'assessore ai trasporti Alessandro Arico. Il calendario delle corse stabilito a Palermo prevede lunedì, mercoledì, venerdì e sabato da Milazzo una corsa alle 6:30 per Vulcano, Lipari e Salina con ripartenza alle 11:20 ed arriva a Milazzo alle 14:30. Lunedì, mercoledì e venerdì una corsa in partenza da Milazzo alle 15:30 per Vulcano e Lipari con ripartenza alle 18 verso Milazzo, dove l'arrivo è previsto alle 20. Una soluzione che dovrebbe andare incontro anche alle esigenze di tanti residenti ed operatori commerciali delle isole che nei giorni scorsi hanno subito tanti disagi. Siamo ormai nella condizione di dover prenotare 10 giorni prima un posto all'interno di una di queste navi per avere garantito l'approvvigionamento. I costi ormai sono alle stelle. Tenga conto che per trasportare un camion l'altra volta ho pagato 3.000 euro una fornitura e il trasporto mi è costato quasi 1.000 euro. L'accordo durerà come detto sino al 30 settembre, ma occorrerà poi capire cosa accadrà durante la stagione invernale. Una 18enne incinta al 7° mese ha perso la figlia che portava in grembo dopo essere stata coinvolta nell'incidente su uno scooter condotto dal suo fidanzato. Un 17enne è rimasto gravemente ferito. Il mezzo si è scontrato ieri sera con un altro motociclista nel lungomare di Santa Teresa di Riva. Altre 2 persone sono rimaste ferite. In un'estate bollente dove si segnano temperature estreme arriva nei pronto soccorso a partire da oggi il codice calore. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i sintomi che ci permettono di riconoscerlo. Simona Mazzoni.
Si chiama Codice Calore ed è un percorso assistenziale preferenziale e differenziato attivo da oggi nei pronto soccorso, secondo direttive ministeriali, rivolto agli accessi nei presidi ospedalieri per malori causati proprio dagli effetti del caldo estremo. Come riconoscere allora un colpo di calore? Il colpo di calore ha delle varie fasi evolutive, passiamo da sintomi banali, come per esempio la cefalea, i crampi muscolari, le vertigini, per via passare poi a quelle che sono le patologie più importanti. Le sintomatologie più importanti, il vomito, la temperatura corporea che può arrivare a 38-39 gradi e poi fino anche alla perdita di coscienza. C'è differenza tra il colpo di calore e il colpo di sole? Sì, il colpo di sole è dovuto alla cosiddetta insolazione, a un'esposizione del corpo alle radiazioni solari. Invece il colpo di calore è correlato alle caratteristiche ambientali, quali per esempio il calore e l'umidità. I medici raccomandano alla popolazione di seguire i noti accorgimenti, bere molta acqua e mangiare cibi freschi come frutta e verdura e ovviamente di non uscire durante le ore più calde, consigli che spesso vengono sottovalutati anche dalle categorie a rischio. Ovviamente sono i bambini e gli anziani. E in un'estate da bollino rosso in numerose città italiane, dove in Sicilia il termometro segna temperature tra i 40 e i 50 gradi in aumento da domani e per tutto il mese di luglio secondo i meteorologi, con l'ondata di calore in atto è possibile che l'isola batta il suo stesso record europeo di alta temperatura, confermato anche dall'ONU, registrato nel siracusano l'8 agosto di 2 anni fa, con 48,8 gradi centigradi. La fede di un popolo che festeggia Sant'Agata ma ricorda al contempo i martiri del nostro tempo come Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia e del quale quest'anno ricorre il 30° anniversario. Catania si prepara ai festeggiamenti della patrona del 17 agosto, presentato oggi il programma. Vediamo. Oggi in Sicilia e in molte parti del mondo tante vite vengono mietute perché in nome di Cristo difendono la legalità, difendono la giustizia e con essa naturalmente i più poveri. Celebrare Sant'Agata, martire cristiana dei primi secoli, con la festa del ritorno a Catania delle sue reliquie, un popolo che le accoglie con gioia, ricordando al contempo i nuovi martiri. Cosa significa essere martiri oggi? Guardando all'ultimo martire siciliano, l'ultimo santo martire siciliano, certo ancora beatificato, speriamo che venga presto canonizzato, Don Pino Puglisi. Accanto a lui abbiamo il beato Rosario Livatino, che non dobbiamo dimenticare anche, sono due figure, però la prossimità con il trentennale di Don Pino Puglisi ci porta a evidenziare la sua vicenda di santità. Sarà questa la centralità della festa di metà agosto. Il 16 in cattedrale l'esposizione del Sacro Velo, che proseguirà anche il 17, giorno in cui nel pomeriggio dopo la messa il busto reliquiario verrà portato in processione. Festa di popolo in una città che cerca di rialzarsi e non sfuggono all'arcivescovo di Catania gli ultimi provvedimenti adottati dal sindaco Enrico Trantino. Non si può attendere che l'amministrazione faccia qualcosa per noi, bisogna cogliere quello che ci indica. Ad esempio molto gradito alcune norme che sono state ribadite per la movida nel centro storico, per la somministrazione di bevande alcoliche, per la cura dei nostri monumenti che sono imbrattati dalle scritte vandaliche. La strada del cristiano, sottolinea Monsignor Renna, è in salita, ma è la strada giusta, e annuncia che il prossimo anno, per il 9° centenario, la festa di mezz'estate sarà preceduta da un triduo. Tante infine le iniziative che arricchiranno il programma della festa, con molti giovani protagonisti. La strada provinciale 205 chiusa per troppa spazzatura. La città metropolitana di Catania emana un'ordinanza a tempo indeterminato. Invece di ripulire si vieta il transito alle auto e ai pedoni. Eva Spampinato. Un'immagine impressionante, una puzza. Sono ancora una volta le vostre segnalazioni, quelle che ci inviate alla nostra linea diretta con il pubblico, a raccontare ciò che avviene nelle strade di Catania, dove invece di ripulire una zona altamente pericolosa per la salute pubblica, la soluzione è chiudere al transito. Siamo sulla strada provinciale 205, nel tratto compreso tra l'innesto con l'asse attrezzato e l'intersezione con la provinciale 54, per intenderci la via alle spalle dell'ospedale San Marco. Più volte vi abbiamo mostrato le immagini di cumuli di spazzatura che aumentano di giorno in giorno.
governo. Ora la città metropolitana di Catania interviene con un'ordinanza pubblicata sul sito che vieta il transito a tempo indeterminato a veicoli e pedoni a causa dei rifiuti accumulati lungo i margini della strada. La strada è percorribile normalmente. L'ordinanza è stata emessa con somma urgenza dopo un sopralluogo che ha attestato la mancanza di condizioni di sicurezza per una regolare circolazione stradale, ma nessuna segnaletica è stata ancora posizionata dalla ditta che deve occuparsene, l'azienda speciale SCMC, ex Publiservizi, a causa dei noti problemi di riorganizzazione dopo l'avvertenza. Dagli uffici della città metropolitana ci confermano che le transenne verranno posizionate a breve. Ciò che non si sa invece è quando i rifiuti verranno rimossi e soprattutto dove verranno conferiti. Il percorso alternativo passa da Librino, SP54, Viale San Teodoro, Viale Moncada, Viale Bummacaro, asse attrezzato e viceversa. E continuate a segnalarci le cose che non vanno e che secondo voi meritano denunce. Scriveteci e inviate dei video a TG Sicilia e Sicilia 24 al numero 342 74 55 005. Ditelo al vostro TG, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. E secondo il report di Goletta Verde, in Sicilia sono fuori norma il 61% delle acque monitorate, acque inquinate in diverse province siciliane come a Palermo e Catania. Marco Gullà. Le acque siciliane non stanno benissimo, secondo Goletta Verde di Lega Ambiente. In Sicilia lo stato di salute delle acque marine e della costa nel 61% dei campioni risulta oltre il limite di legge. 26 punti di prelievo al centro del monitoraggio, di questi 9 in punti critici come foci di fiumi, canali, scarichi artificiali e 17 in mare. I dati sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa. 2 i punti monitorati nella provincia di Messina, di cui uno risultato fortemente inquinato, la foce del torrente Patrì, in località Cantone. 9 punti nella provincia di Palermo, di cui 4 risultati fortemente inquinati, a Cefalù, località Porto, il mare fronte e il canale presso Piazza Marina, il mare presso la foce del torrente Ciachea a Carini, infine il mare della spiaggia della Praiola a Terrasini, il mare inoltre presso la foce del torrente Nocella tra Terrasini e Trappeto. E quest'anno abbiamo una tendenza negativa rispetto allo scorso anno, perché più del 60% dei punti campionati sono risultati inquinati o fortemente inquinati, 4 soltanto nella provincia di Palermo. Sono stati in totale 26 punti campionati. Questo lo si deve come sempre a problemi da un lato di cattiva depurazione o di inesistente depurazione spesso, dall'altro lato naturalmente anche a elementi di illegalità ambientale. Ma l'inquinamento delle acque riguarda anche altre province siciliane come Catania, Trapani e Siracusa. Proprio l'1 giugno scorso la Commissione Unione Europea ha deferito nuovamente l'Italia alla Corte di Giustizia per la mancata conformità di 5 agglomerati, di cui 4 in Sicilia. Una breve pausa, torniamo tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, nessuna domanda presentata per la gestione dello stadio Massimino. Il Catania precisa e pensa a una negoziazione privata, l'amministrazione si riorganizza. Intanto quasi del tutto posato il nuovo manto erboso. Marco Carli. Ecco le immagini dello stadio Massimino con il nuovo manto erboso già posato quasi per intero. Fervono i lavori mentre la gara di rilievo europeo che doveva servire ad esternalizzare la gestione dello stadio per 10 anni più eventuali altri 10 è andata deserta. Il Catania l'ha definito un'opportunità significativa, ma ha spiegato attraverso una nota la scelta di non partecipare è maturata in considerazione di specifiche riserve relative ad aspetti tecnici. Il comune prende atto e si riorganizza. I nostri direttori vedranno il da farsi, sicuramente sentiranno anche il Catania, ovviamente nella logica dell'inizio del campionato, di quello che si dovrà fare per partire appunto con la stagione. Valuteremo qual è la soluzione migliore, ovviamente nei limiti della legge. Ecco le strade possibili. Il comune può pubblicare un secondo bando, opzione non obbligatoria, o al momento lasciare tutto così com'è, concedendo l'uso dello stadio per le gare ufficiali e gli allenamenti. Il Catania può pensare a negoziare privatamente. A proposito di gare ufficiali, si lavora per consentire l'utilizzo del campo per la prima in casa dei rossazzurri. La corsa contro il tempo
arrivava alla seconda di campionato sperando che appunto sia la prima in casa. Quindi insomma tutte quelle iniziative propedeutiche all'inizio del campionato sicuramente saranno concluse entro l'inizio della seconda giornata di campionato, che ovviamente speriamo tutti sia in casa. Il Manterboso, come detto, è stato già posato, la macchia rossa-azzurra dei seggiolini delle curve è ben visibile, si lavora sulla pista e sulle mezze lune dietro le porte, così come sulle torri faro. Un Massimino fresco di restyling attende la prossima Serie C. Marco Chiarella ancora al Catania, 10° giocatore confermato dalla società di Pelligre, è arrivata anche la nota ufficiale del club. L'esterno che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione in Serie D con 5 gol all'attivo si lega dunque definitivamente ai colori rossazzurri. Trovato l'accordo con il Pescara, il giocatore sarà a disposizione di Tabbiani dall'avvio del ritiro. E per stasera dal TG Sicilia non ci sono altri aggiornamenti, grazie per averci seguito e buona serata.